Grazie Roberto e buonasera a tutti. La location non è quella che avevamo previsto come lo scorso anno, perché come ha detto anche Roberto il tempo purtroppo non ci ha dato tregua. Sicuramente c'è chi sta peggio di noi, pensiamo agli amici di Conegliano che hanno avuto la tromba d'aria e che in questo momento si trovano in una situazione non troppo delle migliori. Io sono particolarmente contento e anche, se volete, passatemi il termine, emozionato, perché dopo l'annullamento di tutte le attività culturali causa, non lo sto a dire cosa perché tutti lo sapete, che ha coinvolto il comune di Fara di Soligo, siamo riusciti in qualche giorno ad organizzare e a mettere in piedi questa serata. Questa serata che inizia questa sera, ma che proseguirà anche con il concerto presso la chiesa di San Vigilio il 12 agosto e avremo ospite Paolo Tagliamento. Quindi non solo siamo riusciti ad organizzare i 5 concerti di luglio, ma credo che con quel concerto del 12 agosto che terremo il 12 agosto li prendiamo dentro abbondantemente tutti e anche la risonanza che avrà, perché è sicuramente una cosa straordinaria nell'averlo qui sulle nostre colline. Come l'anno scorso, quest'anno partiremo con la musica classica per poi andare a toccare anche le colonne sonore dei più celebri film, e quindi credo sia una serata divertente. Questa sarebbe stata la serata conclusiva, perché c'era luglio, sarebbe stata la serata conclusiva, invece è la serata in cui iniziamo di nuovo a riprendere con le attività culturali. Ringrazio anche le 4 artiste, che non è facile vedere 4 artisti, 4 donne che suonano il sax, almeno per me, insieme. E sono contento che Roberto, che è sempre straordinario con noi, sia riuscito a darci una mano e ad organizzare questa serata. Grazie ancora e buon ascolto a tutti. Roberto, grazie a te. Grazie a te. Il quartetto nasce nella primavera del 2014 dalla volontà di 4 professionisti di dar vita alla formazione più tipica dell'ensemble di sassofoni, per promuovere ed emancipare il repertorio originario e trascritto per questa formazione. Diplomati a pieni voti, con esperienza pluriennale in formazioni cameristiche, orchestrali e con numerose esperienze solistiche, ciascuna componente del quartetto vanta un ampio curriculum artistico ed una continua formazione con i nomi maggiori del panorama sassofonistico internazionale. Le sax, ovvero Emma Nicole Pigato, sax soprano, Fiorella Isola, sax contralto, Anna Righetto, sax tenore, Elena Valentina Goberti, sax baritono. Buon ascolto.
Emma Nicol Pigato sax e soprano, Fiorella Isola sax contralto, Anna Righetto sax e tenore, Elena Valentina Goberti sax e baritono. Non mi faccio anticipare come prima per il microfono e gli passo il microfono per la seconda parte del nostro spettacolo. Bravissimo, eccezionale. Buonasera, scusate, devo prendere un po' fiato perché è stata un po' lunga. Innanzitutto grazie di essere qui presenti, noi siamo emozionate e anche felicissime di poter suonare questo repertorio per voi. Proseguo nel presentare il secondo momento musicale, il tango. Quando penso alla parola tango, collego immediatamente un compositore, Astor Piazzolla, che è il più famoso, noi lo conosciamo soprattutto per Libertango. Astor Piazzolla è un compositore che rivoluzionò il punto di vista proprio dello stile del tango. In questo momento musicale vi proponiamo non solo dei brani di Astor Piazzolla, ma anche di due autori non conosciuti come lui. Il primo è Tango virtuoso di Thierry Esquèche, un compositore contemporaneo francese a circa 51 anni, più o meno, e in Francia è considerato uno dei più importanti compositori attualmente viventi. È un organista e scrive anche musica da camera, tra cui per il nostro meraviglioso strumento, se posso permettermi. Sono un po' di parte. Il secondo pezzo che vi andiamo a suonare sarà Libertango, che non ha bisogno di parole o presentazioni, di seguito sempre di Astor Piazzolla, tratto dalla suite Histoire du Tango, Bordel 1900. Infine concludiamo con un compositore italiano vivente, contemporaneo, Roberto Di Marino, con il quartetto secondo, che al suo interno presenta una fuga. Prima abbiamo ascoltato il concerto, un estratto dal concerto italiano di Bach, che è il maestro dell'arte della fuga, e potremo concludere questo momento musicale un po' tanghistico, diciamo, con una rielaborazione di Roberto Di Marino, con un inserimento particolare di una fuga proprio nel tango. Penso di aver parlato abbastanza, quindi buon ascolto, con tango per tango.
pendite. Ci state conquistando in un crescendo continuo. Tocca adesso l'ultima parte del nostro concerto. Qualcuno vuole... È il momento del tango, ovviamente. Mi sono ingabbato. Grazie, scusate. stanchezza varia, perché crea qualche piccolo problema. Eccoci alla ultima parte del nostro programma. Complimenti ancora. Buonasera a tutti. L'ultima parte del nostro programma è costituita da celebri colonne sonore di film, le vedete dal programma di sala. Non credo servano moltissime presentazioni. Idealmente abbiamo diviso in due blocchi questa parte di programma. I primi due brani sono tratti da colonne sonore di film internazionali, quindi Moon River, da Colazione da Tiffany,
e Over the Rainbow, che apparteneva alla colonna sonora del Mago di Oz, quindi un film degli anni 30 molto celebre. E ovviamente queste canzoni poi hanno avuto una vita, una fortuna propria, indipendente dal film, e sono ormai universalmente conosciute come patrimonio della musica appunto leggera, comunque della musica cantabile, sono state interpretate da moltissimi grandi artisti internazionali. La seconda parte invece di questa sezione di musica da film omaggia il nostro paese, in particolare due, penso, secondo me, insomma, i due più grandi compositori di musica per film italiani, che sono Ennio Morricone e Nino Rota. Li abbiamo un po' inframmezzati, i film li vedete, li conoscete. C'era una volta il West, l'importantissimo connubio appunto tra Ennio Morricone e Sergio Leone per i film western. 8 e mezzo, di cui eseguiremo la passerella di addio, che è la musica che accompagna la parte finale del film, in cui tutti i personaggi sfilano sulle note di questa marcia, e Gabriel Sogwe dal film Mission, sempre di Morricone. Buon ascolto, grazie a tutti.
Grazie. Volevo presentare il brano seguente, che è una suite ellenica. Il nome deriva dal fatto che il compositore, Pedro Iturralde, uno spagnolo, si è ispirato nella composizione di questa suite alla musica greca, e difatti sentirete soprattutto nel primo e nell'ultimo movimento di questa suite degli echi appunto della musica greca. Invece il secondo movimento è un funky, quindi cambiamo completamente sonorità, e il terzo movimento invece si ispira al valzer. Forse qualcuno si ricorda questo brano perché il primo movimento era la sigla di un programma radiofonico di Radio 3, di cui mi sfugge il nome, però probabilmente verrà in mente a qualcuno di voi. Buon ascolto.
Allora, iniziamo a concludere questo concerto proponendovi un brano arrangiato in realtà da una canzone pop, Viva la vita dei Coldplay. Vi proponiamo un arrangiamento fatto dalla nostra sopravvista Emma, e buon ascolto, ancora grazie per la vostra presenza e la vostra accoglienza calorosa. Grazie. Emma Nicol piegato al sax soprano, Fiorella Isola al sax contralto, Anna Righetto sax tenore, Elena Valentina Goberti al sax baritono. La gente non si alza perché i cari ragazzi siete obbligate a un bis. Ma prima del bis vorrei che l'assessore Rencin
dicesse la sua e svolgesse un suo, come dire, prestigioso compito. Beh, non è facile dopo questo concerto, veramente straordinarie, bravissime. Immagino anche la fatica, perché un'ora e mezza, insomma, si meritano tutto un altro applauso. E di solito in queste occasioni, quando ci sono 4 bellissime donne, si dà un mazzo di fiori. Però, siccome non siamo a Sanremo, ma siamo nella terra del prosecco, io spero voi gradiate una bottiglia di Viva Festa. Tra l'altro devo ringraziare la Proloco di Col San Martino, che nel 60° della mostra del vino ha voluto regalarci e donare a voi le bottiglie. Marica, ecco qua. Ovviamente dopo ci fate il bis, se no la bottiglia, se al posto dell'acqua prima ci fosse stata la bottiglia. Però un applauso va fatto anche a questo signore qua, che è Roberto Ghizzo. Molti di voi lo conoscono, lui è originario ecco, bravo, mettiamo via l'accento trevisano, non importa. Comunque di Col San Martino, e quindi è merito suo che siamo riusciti ad organizzare questa serata e quella del 12 agosto a San Vigilio, e anche per te, Roberto, c'è una bottiglia di Prosecco. L'unico difetto è quello di essere astemio e di essere stato esiliato. Bene, grazie ragazze, complimenti ancora, felicissimo di avervi incontrato, e adesso fateci saltare. Grazie.
Emma Nicol Pigato sax soprano, Irena Isla sax contralto, Anna Righetto sax tenore, Eva Valentina Goberti sax baritono. Lo sax